Salve ragazzi, vedete, pioveva poco fa, ora si vede il tramonto del sole dietro le montagne. Boh, davvero qua non si capisce quasi più nulla, è una cosa pazzesca. Però godiamoci questo bel tramonto al finale, vale la pena. Piove, esce il sole, davvero un casino qui. Poco fa pioveva, ora vedi che bel tramonto ci sono. Ah, boh, stiamo peggiorando proprio. Ciao Silvia, buonasera. Ben potete vedere ragazzi, un bel tramonto dietro la montagna. Questo è con l'ingrandimento, ora lo mettiamo normale, eccolo qua. Quindi ragazzi, poco fa pioveva qui a Salerno, ora c'è un bel tramonto che il sole sta tramontando dietro la montagna. Ma che ne sa, succede poi un casino, piove, esce il sole, tramonti, boh. Mo lì stava una nuvola grande poco fa, non si vedeva nulla. Ma non lo so ragazzi. Comunque qualcuno aveva detto che il Vesuvio stava in allerta gialla. Ma ragazzi no, ho controllato, no, non ci sta nulla, il Vesuvio sta normale. Quindi nessun pericolo, non ci sta nulla. Il Vesuvio ci sta l'allerta, no, no. Forse qualche fake news ragazzi, ma non ci sta nulla. Piano piano sta scendendo il sole e tra pochi secondi secondo me. Ma nulla, nulla. Il Vesuvio sta a posto, lo Stromboli sta sempre in allerta, quindi per ora non ci sta nessun pericolo. Ho fatto questa diretta giusto per il tramonto perché poco fa qua stava una nuvola grande, non si vedeva nulla, poi improvvisamente vede il sole che tramonta. Boh. Guarda, la nuvola non ci sta più qua, prima ci stava, se vedi il video di prima e vedi la stessa parte diciamo dove sta qui, era scura quella nuvola, è dissolta come se niente fosse, poi è scomparsa. Eppure da qua, guarda, non ci sta più la nuvola, guarda, tutto azzurro mo. Prima ci stava una nuvola gigantesca nera, se vedi il video di prima te ne rendi conto. Ma così dicono, adesso che domani piove. Bah, io spero, guarda, così se ne... Qua ha fatto, guarda, due gocce d'acqua. Già si sta asciugando tutto. Sul, diciamo, parcheggio lì già è asciutto per terra, quindi fico un po' sul tetto ancora qua. Per terra già è asciutto, guarda. Quindi, vabbè, ragazzi, buona serata. Il tempo è più pazzo di noi qua. Non si capisce proprio nulla. Qua fa più caldo di prima e stiamo proprio inguaiati. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi, ciao. Salerno ragazzi, questa è Salerno città. Quello che vedete di fronte lì è la lungomare di Salerno, vedete anche le navi. Quelle sono le navi che vanno a Capri, Ischia, Amalfi, Sorrento, quelle che vanno diciamo in costiera amalfitana. Perché la costiera sta dietro questa montagna qui in effetti. Questo che di fronte a voi è la lungomare di centro di Salerno proprio. In effetti abito a 4 km dal centro di Salerno, quindi sto vicino proprio. Vabbè ragazzi, buona serata, ci sentiamo più tardi. Sì sì, ma giusto 5 minuti, non di più. Vedi, è ancora così bagnato, ma si sta asciuttando, quindi ragazzi, buona serata a tutti.